Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, con veloce Volton Jet che chiede e ottiene strada Duchessa La Torre e passa a condurre, mentre in Numero terza posizione 10, si sistema Dr. Dora Adri, Pan che squalificato. precede Victor Leo, al largo c'è Blue Light, poi Vamos OP, terza pariglia per Barnaba Baba che precede Anita Spritz, 200 metri iniziali in 15,8. Volton Jet all'avanguardia, seconda posizione per Duchessa La Torre che precede sempre Dora Pan, mentre muove in terza corsia Vamos OP perché Blue Light ovviamente non vuole restare allo scoperto, non porta avanti il treno esterno e così Vamos OP a incaricarsi del percorso al largo. 31,5 per i primi 400 metri di corsa, Volton Jet al comando nei confronti di Duchessa La Torre, poi Dora Pan, quindi Vamos OP al largo e Victor Leo in corda, ancora Vaomar con accanto Blue Light, quindi Zardei Baba e Barnaba Baba. Quando siamo al completamento dei primi 800 che il leader si concede in 1, 2 e 3. Lungo la piegata di sinistra che porta al chilometro, Volton Jet continua a guidare nei confronti di Duchessa La Torre e di Dora Pan. Poi la quarta posizione per Victor Leo con accanto Vamos OP che per il momento fa fatica a risalire. Muove allora in terza corsia Barnaba Baba. A 900 metri dalla conclusione Barnaba aggira il gruppo, cerca di portarsi su Volton Jet che ovviamente inizia ad accelerare. 1.32,7 per i primi 1200 metri di corsa, Volton Jet in vantaggio, guadagna margine a Duchessa La Torre, Vamos OP all'esterno in terza corsia, Barnaba Baba, la piegata di destra passata in 14,4 con Volton Jet che prova la fuga da Duchessa La Torre e da Barnaba Baba Dora Pan, che ora prova a fare sul squalificato. serio per andare a riprendere il leader che intanto però sta scappando la retta di line. 13,9, 2-1 il miglio di gara con Volton Jet in fuga da Duchessa La Torre, Barnaba Baba, Anita Spritz, poi Blue Light all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Volton Jet è solo in avanti, Volton Jet che nel finale viene a vincere come vuole, mentre per il secondo posto Duchessa La Torre cerca di difendersi dal finish di Anita Spritz, vince Volton Jet, al secondo è Duchessa La Torre, terza Anita Spritz, solo quarto Barnaba Baba, quinto posto per Blue Light. 1.15,2 ragguaglio cronometrico, cost to cost di Volton Jet, 56,8 per gli ultimi 800 metri di corsa. Roberto Ruvolo in salchi al training, i colori della scuderia Benal di Marcello Becci, la vittoria in percorso di testa, facilissima per il 10 anni Volton Jet e vince come vuole. Duchessa La Torre a sorpresa al secondo posto precede Anita Spritz, poi Barnaba Baba e Blue Light.